Benvenute e benvenuti, io mi chiamo Sabatina Napolitano. Oggi parliamo di un articolo che ho pubblicato su Liquidarte dal titolo Come erano visti Ade e Persefone nell'arte antica. Ade e Persefone, ovvero Proserpina e Plutone, ci hanno accompagnato, per così dire, nei nostri inconsci dal tempo di Omero, con l'inno a Demetra, fino ai nostri giorni. Rappresentanti dei misteri eleusini erano venerati a partire dal XVI il XIII secolo avanti Cristo come divinità degli inferi, ma soprattutto Persefone come divinità delle stagioni, delle messi, dell'agricoltura e del grano. Ade e Persefone appaiono nelle figurazioni del ratto in doni votivi, ex voto, santuari, rilievi e bassorilievi, busti, statue, acroliti, in reperti e resti conservati nei musei di tutto il mondo. I reperti vengono dalla Magna Grecia, dalla Macedonia, da Israele, dal sud dell'Italia, come dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia o dalla Campania e dal Lazio. Le figurazioni sono diverse, appare Demetra disperata nell'aver perso la figlia o Regina che si riconcilia per l'abbondanza dei miti eleusini. Persefone appare in pose drammatiche e spaventata, talvolta, mentre altre appare Gaia e dedita al trono nel rispetto dell'ierogamia. Quindi la vediamo fanciulla insieme alla madre o regina insieme al marito. Oppure troviamo racconti del momento di Persefone che torna alla terra, Anodos, o della discesa agli inferi, Catodos. Gabriele Datati, nel volume curato insieme a Tommaso Braccini, Ade e Persefone, Pelago 2021, sottolinea che il culto di Persefone si era radicato non solo in Messenia, in Laconia, in Arcadia e in Tessaia, ma in genere nelle regioni meridionali dell'Italia, in particolare in Sicilia. Al sito del Metropolitan Museum of Art ritroviamo numerosissime terracotte che attestano il culto delle due divinità. In questi frammenti di terracotta si distinguono le figure di tre donne, con Chitone e Imation. La donna di destra ha un orecchino e una polos in testa, ornata con delle figure in corsa. Non sappiamo se si tratti di Hermes che indossa un petaso o se si tratti del ritorno di Persefone. Questa ciotola di terracotta usata per mescolare vino e acqua è datata 440 a.C. In una faccia osserviamo l'ascensione di Persefone agli inferi e dall'altra una scena di libagione. Come notiamo in questa raffigurazione, Persefone ascende sulla terra attraverso uno sperone roccioso, che è proprio questo qui, nella terra. Ha il profilo delicato e i capelli raccolti, la mano destra alzata e una corona sul capo, segno che è proprio lei la regina degli inferi. Viene guidata a uscire dagli inferi da Hermes, il messaggero degli dei, ed Ecate, una divinità della fertilità. All'estrema destra, quella che vediamo è Demetra, in attesa di accogliere la figlia e rigenerare la terra dopo il periodo della sua assenza. Questa terracotta datata 470-460 a.C. invece ha una funzione votiva. Si distingue bene Ade che abbraccia Persefone di profilo sulla destra. Entrambi hanno il capo ornato come re e regina. Persefone continua ad essere rappresentata come giovane, dai tratti orientali, longilinea, bella. Questi due busti in terracotta rappresentano Ade rappresentano Persefone e Demetra. Entrambe le figure indossano un polos, tipico dello stile siciliano del IV secolo a.C. Le figure non avevano braccia, busto o seni definiti, ma i capelli erano lavorati in modo accurato. Lo scarabeo di Calcedonio è datato metà del V secolo a.C. e immortala il ratto di Persefone da parte di Ate. Intorno al 530 a.C., gli acroliti di Morgantina ad Enna
raffiguravano due dee sedute che rappresentavano Demetra e Core, segno che il culto demetriaco era ampiamente diffuso in Sicilia fin dal VI secolo a.C., oggi conservate al Museo Archeologico d'Aidone. La testa, le mani e i piedi sono scolpiti in marmo, avorio o pietra. Il resto del corpo è collegato con materiale più povero come il legno e poi rivestiti con stoffe e tessuti. Celebri sono i pinaches, sottili tavolette di terracotta decorati con bassorilievi, ritrovati nel tempio chiamato Persephoneon a Locri, sul versante ionico della Calabria, ai piedi del colle Mannella. Oggi sono conservati al Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria e al Museo Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri. Qui il culto si protrasse tra il VII e il III secolo a.C., mentre i Pinaches risalgono alla prima metà del V secolo a.C. I Pinaches erano un dono per Persefone, d'altronde sono stati ritrovati a frammenti perché appunto questi quadretti di terracotta di non oltre 30 cm di lunghezza e altezza per circa 1 centimetro di spessore venivano frantumati da una matrice e poi riposti nel tempio. Dovevano essere usati come ex voto, sospesi mediante fori visibili sul bordo superiore. Questi qui. Nel primo ci sono Ade e Persefone in trono per le nozze sacre. Persefone con le spighe di grano, attributi di prosperità, e il galletto, mentre Ade ha un ramo fiorito e la patera per le libagioni. Li vediamo sulla sinistra seduti. Nel secondo, Ade rapisce Persefone, trattenendola sul carro coi cavalli alati. Nel terzo, Persefone, che apre la cesta mistica, l'Icnon Mysticon, con gli oggetti sacri per l'iniziazione. Come scrive Umberto Eco in Storia della civiltà europea, la civiltà greca, arti visive, Enciclomedia 1014, i Pinaches di Locri Epizefiri sono una delle produzioni artistiche numericamente più consistenti nell'arte magno-greca. Infatti ne sono numerosi. A partire dagli anni 50 del secolo scorso si deve una rilettura più accurata dei Pinaches da parte dell'archeologo Mario Torelli. Il grande rilievo di Eleusi, oggi conservato al Museo Nazionale di Atene, è datato intorno al 440 a.C., chiamato anche rilievo dell'iniziazione. Dalle dimensioni di 1,52 m per 2,20 m, in marmo pentelico, il rilievo era dedicato a Demetra e Persefone. Quella a sinistra è Demetra in peplo, con uno scettro nella mano sinistra, che offre spighe di grano a Trittolemo, figlio del re Cheleos. A destra è Persefone, vista con un chitone, mantello e con una fiaccola in mano, che benedice Trittolemo con la mano destra. Una copia è al Metropolitan Museum of Art di New York. Del 480 a.C., la dea di Taranto probabilmente rappresentava Persefone in trono. Oggi è conservata all'Altes Museum di Berlino, mentre al Museo Nazionale di Taranto si trova una copia. È anche detta Persefone Gaia, perché non è affatto spaventata e con l'aria drammatica di sempre, ma invece si trova sul trono da regina, piena del suo potere. Dall'antichità possiamo ammirare Persefone anche dalla tomba ritrovata a Vergina, una località vicino a Salonicco. L'epoca è il 430 a.C. La scena presenta il ratto di Persefone, la colorazione delle pareti interne è forse da attribuire a Nicomaco di Tebe o alla sua bottega. Ade sta sul carro con la dea, con la mano destra stringe lo scettro e le redini del carro. Ade, come era comune rappresentarlo, ha riccioli e barba. Persefone appare spaventata, sospesa e disperata e con i capelli sciolti al vento. Assiste alla scena una ninfa compagna di Persefone, in basso probabilmente Ciane, se ci rifacciamo all'inno a Demetra di Omero. Nella tomba c'è anche Hermes con Caduceo ed Elmo ad aprire la strada al carro di Ade e Demetra, disperato di aver perduto la figlia, dipinta sulla parete orientale.
Il trono Ludovisi, datato prima metà del V secolo, 460-450 circa, è un trittico in marmo dell'isola di Tassos ed è conservato al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps a Roma. Molti pensano che si tratti di Persefone, vestita di chitone, che risale dal mondo degli inferi. Ha molte analogie stilistiche con i Pinakes Locresi, tuttavia ad oggi non conosciamo ancora la vera attribuzione dell'opera. Nel 350 a.C. risale un cratere proveniente da Altamura, ma costruito a Taranto, in cui ci sono Persefone e Ade, che mangiano al centro e intorno tante figure, più di 20, che popolano gli inferi. Si distingue un musicista con la cedra, Cerbero, il cane a 3 teste e donne e uomini in dialogo in pose abituali. Il cratere fu ritrovato ad Altamura, nei pressi di Bari, nel 1847. Negli ultimi anni il MAN di Napoli ha stretto accordi con il Getty Museum per un restauro. Del V secolo a.C. è la stele dedicata a Basileia e Zeuxippo, Persefone e Ade. In questa stele, trovata in una chiesa di Atene e poi nell'Ottocento oggetto di lavori da parte dell'Accademia degli Arcadi Sonziaci, è raffigurato sulla destra un eroe seminudo sul letto, Cline, e davanti a lui una donna con in mano 2 oggetti. Dietro alle figure appesi una tunica, una corazza e una spada, mentre davanti vi sono un serpente, un cratere a volute e un giovanetto nudo. Al British Museum di Londra si trova una terracotta che raffigura Demetra e Persefone. Le 2 donne sono verosimilmente sedute su un divano drappeggiato con tessuti. La donna a destra è più anziana, riconducibile a Demetra. Appoggia la mano destra sul divano e la mano sinistra sul seno destro, protesa in avanti. Indossa un chitone. A sinistra la donna più giovane è protesa verso quella più adulta. Il braccio destro sul petto, mentre il sinistro piegato sul corpo. La mano sinistra regge un ventaglio, le gambe incrociate e i piedi appoggiati a un poggiapiedi. Anche lei indossa un chitone e un imation, i capelli raccolti sulla schiena, l'anulare nella mano sinistra con un anello e i sandali con la suola spessa. In Israele, ad Ascalona, si trova un sarcofago con bassorilievo risalente al III secolo a.C. Anche qui è rappresentato il rapimento di Persefone. Sulla sinistra si distingue bene Ade, con capelli ricci e barba, mentre Persefone sta nelle sue braccia sconfitta. E grazie.